Buona serata, bentrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro spazio giornaliero chiamato Veneto Globe Sport sulla nostra web tv che si chiama venetoglobe.com. Vi ricordo anche il nostro sito per quanto riguarda internet e poi chiaramente il canale 813 che per il momento copre la provincia di Belluno, che salutiamo, prossimamente nei prossimi mesi naturalmente una copertura che sarà regionale, che sarà veneta. Andiamo ad aprire con le principali notizie dall'estero e dall'interno per poi naturalmente andare a concentrarci sulla regione e provincia. La prima notizia riguarda il calcio, la nazionale Under 19 dell'Italia ha vinto la gara l'altro giorno per l'esordio del campionato, ha vinto per 1-0 contro la Finlandia. Oggi nuovamente in campo gli azzurrini contro il Portogallo. Rimaniamo sempre nell'ambito calcistico perché c'è caos totale nel calcio italiano per la Serie B e per la Serie C. Via ai ripescaggi, c'è un testa a testa tra Novara e Catania, tra queste due formazioni che aspettano di vedere quello che succederà. Attesa anche per un'altra squadra, vecchia gloria, l'Avellino, potrebbe liberarsi addirittura adesso un posto in Serie B. Questo per quanto riguarda il calcio. Passiamo al rugby adesso, un rugby trevigiano che è quello del Benetton perché si sta sudando già da alcune settimane, quasi un mesetto oramai, tra poco si salirà in quota, si salirà a Calalzo per quanto riguarda la pattuglia bianco-verde, la pattuglia del Benetton. In casa Benetton cominciano ad arrivare anche i nuovi acquisti, uno di questi è Giuseppe Di Stefano, già simpaticamente nominato rugbista poliziotto, vista la provenienza dalle Fiamme Oro. Sentiamolo. Giuseppe, com'è la tua storia? Posso dire rugbista poliziotto? Salve, sì, sono Giuseppe Di Stefano, diciamo sì, sono un poliziotto da 6 anni ormai, da poco ho compiuto 6 anni in polizia, ho fatto gli ultimi 7 anni alle Fiamme Oro, militato nella squadra della Polizia di Stato, dove mi sono tolto belle soddisfazioni, sono stato un periodo molto importante della mia vita e adesso ho avuto questa occasione e spero di sfruttarla al meglio. Sì. Ecco, hai parlato di sensazioni, quali sensazioni qui alla Ghirada, qui nell'ambiente della Benetton, un ambiente che tra l'altro conoscevi già perché l'altro anno eri permit. Sì, sono arrivato a novembre a fare una settimana qui, ho avuto l'opportunità di giocare in Irlanda a Belfast contro l'Ulster. Già quella settimana ho avuto modo di conoscere i ragazzi, un bel gruppo, ragazzi molto professionisti e soprattutto molto umani, ragazzi semplici che mi hanno messo subito a mio agio e mi sono trovato molto bene con loro. Ovviamente qui è l'eccellenza del rugby italiano e si vede la professionalità sia da parte dei ragazzi che della società. Ecco, hai parlato di sensazioni quindi positive, com'è l'impatto con la città? Arrivi da fuori. Bah, sì, io diciamo che arrivo dal mare, avevo un po' di timore perché sono di Castellammare di Stabia e vivo sul mare praticamente. E a Roma, avendo Fiumicino vicino, perché eravamo molto vicini a Fiumicino a Roma, diciamo avevo un po' questa paura. Però devo dire che dai, ci sono delle cose positive come non ci sono, dai. Le piste ciclabili, il fatto di muoversi in 2-3 km, avere tutto a portata di mano, ecco, a noi ragazzi di Roma era un po' difficile tutto questo perché c'erano dei compagni di squadra che la mattina facevano anche 40-45 km all'andata e 45 al ritorno solo per allenarsi, quindi avere tutto questo a portata di mano di sicuro è a livello psicologico era molto più, sì, no, molto più rasserenante. Chiaramente, hai parlato quindi ti sei integrato bene, siamo sotto il sole, sei già bello abbronzato, vuol dire che gli allenamenti già li hai cominciati a fare, no? Sì, sì, sto facendo un percorso di return to performance, come chiamiamo qui al Benetton, ovvero dove gli infortunati rientrano gradualmente con la squadra. Io ho subito un infortunio al gastrocnemio mediale destro nella partita del 27 gennaio scorso e sto recuperando per essere al top. Sono addirittura d'arrivo, però dai, è come non si vede mai la fine, dai. Sono le ultime settimane, quindi diciamo cautamente mi stanno
allenando per questo. Sì. Piano piano quindi ancora per arrivare. Avrai una bella concorrenza nel tuo ruolo. Beh sì, siamo in tanti, diciamo io non sono giovanissimo, ci sono ragazzi giovani qui, ma sono giovani solo di età perché comunque il loro curriculum parla, giocano in nazionale maggiore, quindi c'è di sicuro una bella concorrenza, c'è Simo Ferrari, Pasquali, c'è lo stesso Marco Riccioni che ho avuto modo di conoscerlo a Roma quando lui era in accademia, ce l'avevamo insieme, anche se pur essendo più piccolo di me, però dai. Hai parlato di età, però non ci hai detto diciamo quanti anni e che obiettivi personali ti sei posto. Bah, diciamo che forse tra il mio ruolo sono quello un po' più vecchiotto, quello più anziano, ho 29 anni, però dai, ho la voglia di un ragazzino di 20 anni. E questo è importante, in bocca al lupo. Crepi. Complimenti, in bocca al lupo a Giuseppe Di Stefano, arrivato in casa biancoverde dalle Fiamme Oro definitivamente, allora in bocca al lupo per una ottima annata, un'ottima stagione. Cambiamo sport, presentata l'altro giorno a Pieve dal Pago, proprio nel Bellunese, gli amici sull'813 per la provincia di Belluno quindi riusciranno a godere appieno di questa manifestazione. La manifestazione è la Triathlon Sprint Gold Silk Cup che si correrà domenica prossima 22 luglio. Attesi oltre 500 atleti sul lago di Santa Croce in uno scenario bellissimo che porterà in evidenza ancora una volta il triathlon. Aldo Zanetti tra l'altro ce ne aveva parlato l'altro giorno proprio di questa manifestazione in particolar modo. Adesso andiamo con lo stesso Aldo a cogliere l'opportunità di effettuare un primo bilancio dopo alcune manifestazioni, gare e campionate proprio con i suoi atleti. Sentiamolo. Aldo Zanetti per parlare di atleti e per parlare di piazzamenti, di risultati. Hai dichiarato che sono medaglie di cartone. Beh, oddio, quello è un modo di dire, più che altro sembra che l'annata ci porti ad accumulare una serie di quarti posti, che i quarti posti sono sempre un po' un dolce amaro, no? Però se vogliamo dire un quarto posto ai mondiali, insomma non è proprio male. Quindi medaglia di cartone o di legno, vabbè, accettiamola per quello che si dice, però è una bella soddisfazione mettere al quarto posto un atleta italiano e della Silk Road in un contesto mondiale. Poi questi quarti posti si sono ripetuti anche durante i campionati italiani di Bracciano, giovanili di Bracciano, dove nel caso di Filippo Pradella quarto ai mondiali è arrivato comunque terzo, quindi medaglia di bronzo, ma ci sono stati dei quarti posti importanti come quello di Federico Spinazzè, che magari qualcosina in più forse lui si aspettava, ma quando si è lì e la gara è una gara e non tutto magari fila per il verso giusto, ma è sempre un quarto posto al primo anno Under 23. Poi un quarto posto anche quello diciamo un po' così più a sorpresa di Viola Pagotto, che è la nostra Youth B secondo anno, che non sta attraversando proprio un grande momento di forma, ma comunque ha fatto una bellissima gara e soprattutto una bella frazione a piedi finale che l'ha tenuta lì, quindi va benissimo questo quarto posto. E poi via altri risultati, ma io vorrei anche citare ben 6 piazzamenti nei primi 6, cosa che non avevamo mai fatto in un campionato italiano. Quindi tutta la squadra è in crescita, in modo particolare si sono viste anche delle giovani che stanno crescendo, in questo caso proprio a Bracciano non mi sarei mai aspettato un risultato come quello di Sofia Tonon, ma comunque tutte le altre ragazzine stanno crescendo, tutto il gruppetto delle Utah, dalla Matilda Damassi, Eleonora Bis, poi nella staffetta il giorno dopo ovviamente 4 dovevano esserci e 4 abbiamo dovuto selezionarle, quarto posto anche in quel caso, ma è stata anche quella una piccola sorpresa perché potevamo secondo noi un quinto, un sesto, forse invece siamo riusciti ad arrivare al quarto e forse si poteva anche rosicchiare qualcosa per un terzo posto. Ma questo per dire che i ragazzi stanno lavorando bene e stanno ottenendo delle belle soddisfazioni, sia i nuovi che sono arrivati, qui più piccoli, che i grandi che vanno avanti nonostante continuino anche a studiare e a fare l'università. E allora questo è il bilancio per Aldo Zanetti. Domenica vi ricordo tutti sul lago di Santa Croce per questo triathlon del 22 luglio.
Passiamo all'angolo dedicato al ciclismo. Abbiamo una serie di notizie riguardanti questa disciplina. La prima riguarda il Tour de France ed in particolar modo un trevigiano di adozione, ovvero Franco Pelizzotti, che è in corsa con Vincenzo Nibali al Tour de France. Il prossimo anno sembra che Pelizzotti potrebbe salire in ammiraglia per la Bahrain, poi di cui proprio potrebbe fare il direttore sportivo. In bocca al lupo e buon lavoro, se questo sarà il suo lavoro futuro naturalmente. Sempre nell'ambito delle due ruote, adesso torniamo a parlare del muro di Cadelpoggio, che nelle settimane passate è stato al centro di una firma importante tra i muri del ciclismo internazionale. Noi siamo saliti a Cadelpoggio e proprio davanti alla casetta rosa del Giro abbiamo parlato di questo accordo e di questa firma tra i muri scoccata al termine della sesta tappa del Tour de France. Ne abbiamo parlato con Alberto Stocco, che era presente in Francia con il sindaco di San Pietro di Feletto. Ecco le sue parole. Siamo con Alberto Stocco, siamo davanti alla casetta del Giro d'Italia, ma siamo soprattutto davanti a questo splendido muro. Adesso la sta attaccando un ciclista. È passata la Pina proprio. Sì, è appena passata, un grande successo anche quest'anno, una giornata piena di tantissimi valori, di tantissimi entusiasmi. Ancora una volta siamo sul muro e finalmente ancora una volta abbiamo dato lustro a questo bellissimo territorio. E ricordiamo le tappe, a parte la Pina appunto che è stata l'ultima, qui sono transitati altre grosse manifestazioni. Beh, quest'anno è un anno pieno di soddisfazioni da tutte le gare internazionali a livello juniores e giovanile, quindi anche con gli Under 23 di San Vendemiano, ma poi quest'anno l'arrivo finale del Giro d'Italia Under 23 con la cronometro, che in real time la prima volta che dicono al mondo che viene realizzata una cosa del genere, quindi con questa partenza in base all'handicap, sfalsata in base agli ordini praticamente dei distacchi, e ha creato veramente un interesse enorme. Giornata memorabile dal punto di vista sia televisivo, con grandissime inquadrature sui nostri territori, ma anche dal punto di vista tecnico. Poi la Pina ieri, ma prima della Pina abbiamo avuto questa grandissima giornata in Francia, dove all'arrivo del Tour de France in cima al Muro di Bretagna, alla sesta tappa, è stato siglato un accordo internazionale dove abbiamo unito il Muro di Bretagna con la già consolidata situazione del muro belga del Grammont, grandissimo storicamente, e Cadelpoggio. Quindi una unione a tre, unendo Francia, Belgio e Italia, dove i tre muri che tante volte dividono in questo caso hanno unito tre, sì, in maniera importante, ma siamo solo ai primi passi per, spero, un coinvolgimento a livello europeo ancora più ampio. Si è parlato proprio di rete di questi muri. Sì, questa è quello dove vogliamo puntare, fare una rete di muri. Capofila naturalmente di questa operazione l'Italia con San Pietro di Feletto, dove il nostro sindaco si è esposto in maniera importante, nel senso dando una spinta a questo progetto, ma molto entusiasmo in Belgio e tantissimo in Francia. Infatti la stessa Francia, sul Muro di Bretagna, stringendo la mano al Belgio idealmente, ha passato il testimone a questo Tour de France che il prossimo anno, come ben si sa, partirà dal Belgio, transiterà sul Muro di Grammont. E qualcuno, mi pare la Gazzetta dello Sport, già ventilava, chissà che il Tour non possa passare anche... Molto ventilato, ma sarebbe una grandissima cosa, perché non sognare. Noi nel ciclismo abbiamo sempre sognato molto e mi pare che in Italia abbiamo fatto grandissime cose. Qui sul nostro territorio sarebbe una cosa meravigliosa. Sognare si può, poi naturalmente la realtà è molto più impegnativa. Alberto, siamo davanti a questo splendido panorama, come dicevi tu, il paesaggio, le colline del Prosecco. Te l'aspettavi questo movimento quando sei arrivato qui sul muro? Assolutamente no, però ci abbiamo creduto moltissimo in tanti, in tutti, perché tutti noi, penso che questo sia un progetto che viene sposato un po' dalla maggior parte delle persone, tutti ci credono, il movimento funziona, ma soprattutto quello che io definisco questa cosa, come vanno oggi di moda nei giovani, hashtag non so cosa sia successo, ma è successo. In bocca al lupo e buon lavoro, perché non mancherà. Grazie a tutti voi, vi aspetto sul muro a scoprire questo meraviglioso punto di interesse ormai direi nazionale. È un bel invito questo di Stocco appunto al muro, sul muro. Andiamo a parlare ancora di ciclismo e ne parliamo andando nel vicino Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, sere internazionali, città di Pordenone, 24, 25, 26 e 27 luglio. Saranno 4 le giornate e sarà la maglia ciclamino vinta da Elia Viviani al Giro d'Italia uno dei punti di pregio della 3 sere internazionale
tradizionale città di Pordenone in pista, che è diventata, come vi dicevo, da quest'anno una 4 sere. La maglia del campione olimpico Elia Viviani verrà donata all'organizzazione della 3 sere, capitanata dalla vulcanica Eliana Bastianel, per poi essere data in beneficenza per scopi di ricerca sulle malattie e cure palliative pediatriche. Insomma, il ciclismo non è solo agonismo, ma anche solidarietà e sensibilità verso chi è meno fortunato di noi. Una 3 sere che diventa 4, vi dicevo, ed inizia già martedì 24 luglio con le prove di qualificazione scratch, omnium e corsa a punti. Il giovedì ci sarà anche il campionato italiano Derny, che si chiuderà il venerdì con le varie prove dell'UCI e una grande festa per i vincitori delle 3 sere. La direzione tecnica è affidata come sempre a Rino De Candido. Elia Viviani, maglia ciclamino al Giro d'Italia e campione italiano su strada professionisti, correrà l'Omnium, quello che gli è valso la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ci sarà anche Filippo Ganna per le prove dell'UCI, neocampione del mondo nell'inseguimento individuale. Bene, con questa notizia dedicata al mondo del ciclismo, a questa 4 sere di Pordenone, abbiamo concluso il nostro appuntamento con Veneto Globe Sport, l'appuntamento che va in onda ogni sera alle 19:30, in replica registrata alle 23:30 sulla web tv www.venetoglobe.com e naturalmente sul canale 813 per la provincia di Belluno Digitale Terrestre. A tutti voi buona serata!